L'ufficio immigrazione è sovraffollato perché vi sono vari sportelli, tra cui anche quello della riconsegna dei permessi di soggiorno, lo stanzone che ospita nella quotidianità circa 250-300 soggetti che poi richiedono i permessi e altra documentazione, è una situazione veramente insostenibile. Al collasso, il sindacato di polizia non trova altro termine per descrivere la situazione dell'ufficio immigrazione preso d'assalto quotidianamente da centinaia di persone, stipate in spazi ridottissimi al piano terra dello stabile della squadra mobile, a fianco della questura. Ma non è solo alla questura che si rivolgono gli agenti, che chiamano in causa anche il comune e il primo cittadino Sergio Giordani per quello che oramai rischia di diventare un problema di sicurezza. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione comunale, al sindaco Giordani, una attenta valutazione, perché il problema dell'ufficio immigrazione non è solo un problema della questura di Padova, ma in generale è un problema per i cittadini, è un problema anche di coloro i quali vengono e accedono all'ufficio, è un problema di ricezione, è un problema di sicurezza per Padova. La questura denuncia il SAP è diventata inadeguata per i cittadini, in alcuni casi come questo anche per l'attività di chi ci lavora, e Padova rimane l'unica provincia del Veneto che non ha ancora visto la costruzione di una nuova questura. 150-300 soggetti che tutti i giorni accedono ad un ufficio di polizia, potrebbero accadere delle situazioni che poi vanno anche a compromettere la stessa sicurezza dei poliziotti.